A seguito delle criticità riscontrate dopo le avversità atmosferiche del 22 novembre scorso nei territori della provincia di Rovigo e nel litorale della città metropolitana di Venezia, viene dichiarato lo stato di emergenza regionale, un provvedimento necessario visto i danni riscontrati nel patrimonio pubblico e in quello privato. Come riporta il decreto, nell'area rodigine i nubifragi hanno causato numerosi allagamenti, in particolare nella città di Rovigo, nel centro di Adria, a Villa Dose e a Portoviro, che hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco e dei volontari della protezione civile. Tutto il litorale veneto è stato interessato a causa dell'eccezionale altezza della marea e del forte vento da straordinarie mareggiate che hanno sommerso gli arenili danneggiando le opere a difesa del mare e gli stabilimenti balneari. Nell'entroterra sono numerosi gli interventi finalizzati a mettere in sicurezza alcuni edifici e le alberature danneggiate dal forte vento, a causa del quale si è verificato anche il ferimento di una persona. Per fronteggiare le situazioni si è reso necessario l'intervento della protezione civile, dei locali volontari e dei vigili del fuoco. Con queste premesse il presidente della Regione Veneto Luca Zaia dichiara quindi lo stato di emergenza regionale. Il provvedimento non è esaustivo ma suscettibile di integrazioni qualora altri enti colpiti segnalassero danni e disagi riconducibili agli eventi meteo eccezionali. Alla libreria Pegaso a Borgo San Giovanni, Chioggia, il Natale arriva prima. Per tutto il mese di novembre una super promozione su quasi tutti gli articoli presenti in negozio. Passa a prendere i tuoi regali di Natale alla libreria Pegaso.